Eminenza, Eccellenza, signor ambasciatore, tanti rispetti a tutti voi presenti. Questo mio contributo è dedicato a una panoramica sullo stato del campo teologico negli anni in cui la Slovenia era isolata dal mondo occidentale libero, in cui anche la Chiesa era posta in un isolamento quasi totale. La sua massima istituzione educativa e scientifica era la Facoltà Teologica, che era una dei 5 membri fondatori dell'Università di Lubiana nel 1919 e che ha mantenuto un posto di rilievo fra tutte le facoltà nel corso degli anni. I suoi insegnanti hanno lottato per preservare sia l'università che la facoltà, quando erano minacciate di essere abolite dai governi centralisti e unitaristi e dalla politica partitica, senza dimenticare l'influenza della massoneria. Tra i docenti di teologia vi furono eminenti teologi che contribuirono allo sviluppo di particolari discipline teologiche le cui idee influenzarono la formazione dell'insegnamento centrale della Chiesa. In campo ecclesiologico ed ecumenico si è distinto già menzionato il professor Franz Grivec. Partecipò e fu organizzatore di rinomati incontri internazionali, i cosiddetti congressi incontri di Velehrad. Fu anche tra i fondatori dell'Accademia di Velehrad. Fin dall'inizio, il suo interesse per la conservazione dei monumenti e lo studio dello paloslavo, della Chiesa antica, fu un contributo molto originale. Il primo insegnante di slavo ecclesiastico fu il professor Nachtigal, eminente filologo e già affermato nel mondo scientifico prima del suo arrivo all'Università di Lubiana. In seguito, questo compito fu assunto dal professor Anton Bresnik e dopo la guerra sia le lezioni che le esercitazioni furono tenute dal professor Grivec. L'attività missionaria era un segno distintivo della vita della Chiesa nel paese. Vennero organizzati diversi eventi rivolti a particolari categorie della popolazione. Di particolare rilievo furono le iniziative tra gli studenti delle scuole superiori e dell'università. Si può parlare di una fioritura della missionologia. Tutti i documenti più importanti sono stati tradotti in sloveno e studiati in diversi ambienti. Grazie all'impegno del professor Lambert Ehrlich, formatosi come insegnante ad Oxford, la facoltà teologica ha visto un boom, per così dire, della teologia fondamentale, allora chiamata teologia comparativa e apologetica. È stato uno dei docenti che ha portato la conoscenza del mondo anglosassone nella giovane università slovena e l'ha collegata alle istituzioni di quel mondo, a differenza di quanto avveniva in precedenza, soprattutto nel mondo di lingua tedesca e francese. Un risultato originale fu raggiunto nel campo del diritto canonico. La traduzione e la stampa del codice del diritto canonico, curata dal professor Aloisio Dar nel 1943, fu un'opera storica unica, che nessun gruppo linguistico di rilievo era riuscito a realizzare. Gli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale furono un periodo di interesse e di realizzazioni di piani ben concepiti per produrre traduzioni delle opere centrali antiche e classiche degli scrittori teologi. Qualcosa abbiamo già sentito, da accennato il relatore Dominic. Hanno preparato tra questi il professor Franz Luckmann,
Franz Omerza, loro produssero una serie di traduzioni di autori latini e greci. Soltanto alcuni volumi furono pubblicati a causa della situazione bellica. I manoscritti rimasti servirono negli anni successivi come base per l'inizio della preparazione e della pubblicazione di nuova raccolta chiamata Padri della Chiesa. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nell'aprile del 1941 lasciò l'area slovena completamente isolata. I territori occupati dai nazisti tedeschi erano tagliati fuori dal mondo. I contatti furono completamente interrotti e tagliati. Il lavoro pastorale regolare fu interrotto. La stragrande maggioranza dei sacerdoti fu deportata. Le proprietà della Chiesa furono confiscate e utilizzate per consolidare, come si diceva, il Reich tedesco. Nell'area occupata dagli occupanti italiani, i contatti furono molto limitati, controllati e per certi versi ostacolati. Alcuni docenti vennero coinvolti maggiormente nelle vicende belliche e rivoluzionarie, ma nessuno venne espulso dalla facoltà dagli occupanti, come invece accade in altre facoltà. Il professor Lambert Ehrlich venne eliminato dal movimento che stava gradualmente prendendo il potere e altri vennero messi a tacere. Dopo la fine della guerra e l'instaurazione dell'ordine sociale comunista, la facoltà teologica continuò a funzionare e non fu sottoposta alle misure repressive e intolleranti a cui furono sottoposte altre istituzioni ecclesiastiche. Fece parte dell'università statale fino al 1949, poi ne fu esclusa e fece parte del sistema educativo pubblico fino al 1952. Sei insegnanti della facoltà lasciarono il paese e andarono in immigrazione. Il comportamento di alcuni di loro gettò una luce oscura sulla facoltà e sull'intera Chiesa in Slovenia, visto dal punto di vista dei nuovi governanti, chiaro. Pertanto, dopo il 1945, la Chiesa fu rappresentata nella società slovena come un'istituzione reazionaria, segnata dalla colpa collettiva del periodo tra le due guerre, come un'istituzione che si opponeva alla lotta di liberazione e al movimento per un completo cambiamento dell'ordine sociale. L'accusa di colpa e responsabilità collettiva ha accompagnato la nostra Chiesa, le sue istituzioni e gli individui al suo interno come peccato originale fino ai tempi più recenti, nonostante i cambiamenti politici nel Paese. In linea con l'ideologia dominante, nei primi mesi dopo la fine della guerra, un gruppo di docenti della facoltà teologica fu espulso dall'università. Le loro opere furono inserite nell'Index Librorum Prohibitorum e i libri furono prelevati dalle biblioteche e inviati alle cartiere per essere distrutti. Si trattava di una radicale epurazione di tutto ciò che ricordava il vecchio ordine sociale e che poteva costituire un ostacolo all'instaurazione di una nuova società. Agli occhi delle autorità si trattava di libri che potevano avere un'influenza non scientifica sulle persone, si diceva. L'elenco comprendeva anche diverse riviste in cui avevano pubblicato insegnanti di teologia e che probabilmente erano molto lette tra i professori e i teologi del collegio teologico, leggiamo in un documento. Gradualmente
nuovi contenuti furono introdotti nel curriculum della facoltà di teologia, come avvenne anche per altre facoltà, riflettendo i più ampi cambiamenti sociali e lo spostamento dell'attenzione verso altri centri e sistemi di valore. Divennero obbligatori i corsi di lingua russa, l'educazione premilitare, le lezioni sul marxismo, lezioni sul leninismo e via dicendo. Nel 1947 fu conferito l'ultimo dottorato quando la facoltà fu esclusa dal sistema di istruzione pubblica, quando nel 1949 fu pubblicata la decisione sui settori scientifici in cui era possibile conseguire il dottorato, la teologia non figurava più nell'elenco. Sebbene la facoltà fosse apparentemente autonoma, non lo era affatto. Ogni modifica di un insegnante richiedeva il consenso, il permesso della commissione religiosa che aveva la funzione di controllo ed indirizzo dell'atteggiamento dello Stato nei confronti della Chiesa e delle sue istituzioni. Lo stesso accadeva anche con la leadership della facoltà. La stampa ecclesiastica e teologica erano praticamente insistenti. Tutte le tipografie, le case editrici e le librerie furono confiscate. Fin dall'inizio delle attività della facoltà si avvertì una carenza di manuali di studio teologico. Gli insegnanti furono costretti a preparare le dispense. Gli scritti erano di solito preparati secondo tutte le regole delle opere scientifiche, mancando solo la stampa in forma di libro. Dopo la fine della guerra, i primi 2 volumi scritti dai docenti di teologia furono pubblicati solo nel 1951, 6 anni dopo la fine della guerra. E si trattava del libro La psicologia del lavoro del professor Anton Trsteniak e del libro Le vite di Costantino e Metodio del professor Franz Grivets. Per 15 anni, dopo la guerra, il pensiero teologico sloveno rimase isolato dal mondo. Libri e riviste cessarono di apparire. I contatti con il mondo furono proibiti e resi impossibili. Ricevere libri e riviste stranieri era una delle attività più sospette, che comportava multe e persino carcere. In quel tempo non era possibile andare all'estero per studiare, perché non era possibile ottenere il permesso di viaggiare all'estero. I vescovi non avevano la possibilità di inviare i loro candidati all'estero o in centri di studi all'estero. Pertanto, i portatori erano i docenti di teologia che erano già attivi al momento della fondazione delle università. Una buona parte di loro aveva già avuto tutti i diritti ad andare in pensione. Per amore della facoltà e degli studenti hanno persistito. La possibilità di iniziare a avviare gli studenti all'estero si è manifestata all'epoca del Concilio. Al momento del rilascio dei permessi di soggiorno all'estero sono state attuate diverse procedure per verificare la lealtà dei richiedenti il passaporto. Soltanto per accennare un episodio, come era difficile trovare nuovi insegnanti perché non c'erano, alcuni sono stati nel frattempo anziani, intorno all'anno 1970, la sua eminenza si ricorda, la mancanza di insegnanti nel Dipartimento di Studi Biblici divenne evidente. La direzione della facoltà cercò insegnanti all'estero tra gli immigrati sloveni, erano 2 molto conosciuti in Canada, ma i 2 candidati non ricevettero il consenso delle autorità.
dovrebbero rinunciare alla loro cittadinanza canadese. Gli insegnanti di filosofia risalivano al periodo prebellico. Hanno resistito fino alla tarda età perché godevano di un'opinione favorevole agli occhi dei politici. I loro successori hanno avuto difficoltà a studiare all'essere. E concludo. La teologia in Slovenia e la facoltà teologica, come massima istituzione di insegnamento e di ricerca scientifica, hanno condiviso il destino della nostra Chiesa locale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'avvento di un regime ateo aggressivo, sono stati costretti a uscire dalla scena pubblica. I contatti con il mondo e ogni forma di cooperazione internazionale furono resi impossibili. Fu proibito l'acquisto di letteratura teologica dall'estero. Non era possibile studiare in centri educativi e di ricerca al di fuori del paese. Possiamo a ragione parlare di 2 decenni di isolamento totale, frutto di misure repressive adottate dalle autorità e inserite in un contesto di esautorazione della Chiesa e delle sue istituzioni. Questo avrebbe portato, questo era lo scopo, questo avrebbe portato a una diminuzione del prestigio e dell'influenza tra la gente e alla graduale morte della religiosità in quanto tale. E ringrazio della vostra attenzione.